No, ferro deficiente. Ciao Pera. Cambio, che cacchio. Lui non lo prenderò mai. Marco! Bestia, che freddo! Sono partito tipo 5 minuti fa da casa e non mi sento già più le dita. Madonna, ho 10 gradi ci sono oggi, fa un freddo bestia. Beh, ben ritrovati sul mio canale per questo nuovo video. Oggi è domenica, fa un freddo bestia, ci sono 10 gradi e fin tutta questa settimana, dal lunedì al venerdì, ce n'erano tipo quasi 20 mi dico, e si stava anche bene sotto il sole. E ieri che era sabato e oggi che è domenica, bestia, fa un freddo maledetto, 10 gradi, si sta morendo. E sicuramente alcuni di voi diranno ma potevi andare via in macchina? Sì, è vero, però erano settimane che non muovevo la moto, avevo bisogno di muoverla un po'. Comunque sì, arriviamo alla destinazione di oggi. Oggi che è domenica andiamo a correre qui kart, quindi anche oggi un altro video ignorantissimo sui kart, sempre a San Giorgio in Bosco al B-karting. Oggi da quello che so siamo non in pochi ma siamo in tanti, saremo tipo una trentina. Sarebbe bello vedere una gara con 30 kart, il problema è che non ci stiamo tutti e 30 in un'unica gara, quindi bisognerà fare 2 gare da 15. Sapendo così, i miei amici hanno deciso di dividerli in 2 gruppi, quindi da quelli che vanno un po' forti a quelli che magari sono la prima volta che provano i kart e che magari vanno solo per divertirsi, diciamo. Quindi giornata suddivisa in 2 gare. Adesso sono in tangenziale, mi sto dirigendo al B-karting, quindi sapendo la solita storiella che come vedete c'è anche un po' di traffico oggi, non ha senso che registro tutto e ci vediamo quando siamo vicini al B-karting. Allora ragazzi, siamo arrivati al B-karting, siamo arrivati da poco, poco. Ecco alcuni dei marmollotti che correranno oggi. Pera è il famosissimo Marco. Ciao Marco. Il Marco. Marco fashion blogger. Guardate che stile che c'è. Aspetta che metto le mani dentro. Lo stile, guardalo. Guardalo. Con le scarpette dell'Alpine sta, braga della tuta, il giubbottino a cacciatore di fighe. E Mentos. Questo mi tocca censurarla perché hai fatto pubblicità. Capellino da Godot. E cappellino da Godot. C'è un bullo. Vabbè ragazzi, adesso ci prepariamo e poi facciamo casino un'altra volta. Oh, bene. Si inizia con la gara, abbiamo aspettato. Ma sei già davanti, che 2 scatole. Abbiamo aspettato un'ora, porca di quella miseria, per iniziare a correre. Obiettivo di... No, aspetta, sono distante coi pedali, chiami l'uomo. No, ferro deficiente. Sono piccolo, non ci arrivo ai pedali. Vabbè, in questa gara cerchiamo come al solito di vincerla e cerchiamo di fare anche un bel tempo, se è possibile. Via. Mi pare a me che slitta già subito sto cacchio di kart. Vabbè, che 2 scatole. Però il kart mi slitta già. Speriamo solo che, siccome la temperatura è abbastanza fredda, speriamo solo che la batteria della GoPro mi basta per tutta la gara. Infatti le qualifiche come al solito non le registrerò tutte. Appena ti acchiappo, sì, vai vecchio che ti sono dietro. E mo ti prendo, sì, aspetta, vai vecchio. E la chiappa già in qualifica, che bullo. Ma no, lungo. Ho sbagliato tutto. Madonna come è slittato. Beh. Ciao Patrick. Bene, adesso è il momento della gara. Vediamo in che posizione sono. Primo, dai. Grande. Vai così. Ciao amore, ciao papà, ciao. Ciao Pera, ciao caro. Sì, lo sappiamo, sì, non bisogna superarsi fino all'uscita del portone. La minestra è sempre quella, riscaldata, dopo un po' fa anche schifo. Sì, vai, che vorremmo, dai. Sector first, grande, cazzo. Vai fioi, superatemi se ce la fate. Bella, falla girare, cazzo il cordolo. Bestia, Marco è quarto. Marco! Bestia come pattina. Vai Pera.
fammi sognare, dai, fammi vedere la magia anche te. Madonna che curve! Tokyo Drift! Vai così! Che cacchio! Bella, schiaffala così! Marco! No dai Marco! Non puoi perdermi così! Rimanere in quarta posizione, cavolo! Io conto nella tua speranza, ma che cazzo sto a dire? Mi è vicino? Mi è molto vicino! Bene, bene, mi piace così! No! Questo non era calcolato però, Quello dietro è in vantaggio di un secondo sul tempo. Devo recuperare un secondo, almeno mezzo secondo da dargli distacco. Però non sembra, mi sembra che bene o male abbiamo più o meno lo stesso tempo. Madonna, abbiamo distaccato di un bel po', veramente di un bel po'. Cosa abbiamo fatto? 1,4,5, mi piace. Dai, muovetevi un po'. Non mi diverto se no. Che faccio, gli aspetto? Io voglio vincere. Ma sì, aspettiamolo un po', dai. Dopo questa curva ultra figa, bellissimo, mi piace. Lo aspettiamo dentro però, perché il pezzo fuori mi piace troppo. E dai pera, dai. Bestia. Un doppiato. No, lo voglio prendere quello. Io quello lo voglio prendere assolutamente. Vai, schiaffamelo di traverso. Ma no, dai, non dagli la bandiera blu. Dai, vai, non sta alla retta quello, bella. Però così mi fai passare, non mi piace così. Io voglio giocarmela. Doppiato. Dai, fammi vedere la tua bravura. Bella, mi piace così. Ma Marco dov'è? Io voglio Marco. Marco è là in fondo, madonna, non lo prenderò mai. Madonna, però doppiati. Siete tutti miei, non mi scappate. Marco, ti vengo a prendere. Madonna, devo prenderlo entro la fine della gara. Bestia. Madonna, che staccatona che ho volato. Ma neanche Vettel fa una roba così. Fatevi acchiappare, anche se vi ho già acchiappato già dall'inizio gara. Bella, mi piace così. Bella, 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 bella. Vai. Dov'è Marco? Marco! Aspettami! Ci sono... Quanto ma? 6 minuti? Lo posso prendere? Sì. Se ho questo passo lo posso prendere. Tanto possiamo dire che la gara ormai è vinta. Ma ho un obiettivo personale con Marco. Marco! Vai. Meno uno. Ti acchiappo. Madonna se ti acchiappo. Non mi scappi! Marco! Ti acchiapperò! Bastardo! Vai che sbaglia! Segata! No! Bastardo! Infame! Carogna! Mi ha spinto! Non vale così! 3 minuti! Madonna, mi sono mai divertito così tanto! Ti acchiappo, sì? O non mi scappi, no? Vai! Ti metto l'ansia che non hai neanche idea! Bestia! Che lunga che ha fatto! No! Carogna! Ma ti acchiappo, sì! Patri! Bestia! Madonna! Ma hai fatto una curva così tanto in drift? Sì, lo so, sono bravo ragazzo io. Anche questa l'abbiamo portata a casa. Grande, vai così. Allora? Grazie. Marco! Ti ho visto a metà gara. Non ci ho più visto, dovevo venirti a prendere. Ero là sotto il casco, adesso ti infiocino che non hai neanche idea. Bestia, sono finito. Adesso ci dirigiamo verso casa, che sono stufo, bisogna farsi una doccia. Assolutamente, perché so finito. Oddio, non è che sia proprio finito dalla stanchezza, ma è sto tempo di minchia che sudi un casino e dopo prendi freddo fino a non avere la febbre domani. Spero che questo video vi sia piaciuto, quest'altro video ignorante sui kart. Perciò ragazzi non sto a filmare il ritorno, anche perché è buio. Se il video vi è piaciuto vi invito a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Se siete già iscritti controllate di aver attivato la campanellina per ricevere le notifiche sui prossimi video. In descrizione trovate il link della mia pagina Instagram e Facebook dove posto le foto e le storie e i cavoli miei. E ragazzi adesso vi saluto perché avrò un altro 20 minuti, mezz'oretta di strada da fare a freddo. Perciò vi saluto e ci becchiamo al prossimo video. Bella fioi!
can't keep me down. Lost in my thoughts, feel like I could drown. Oh no, can't have it now. Buried so deep, I'm below the ground. I go where I hear the sound, all on my own, I can feel it now. Unknown, so my heart pounds, cause I don't understand what happens now. Oh no,